Buonasera a tutti, penso che mi sentiate. Allora vorrei ringraziare la dottoressa Visentini e ovviamente il Museo Archeologico di Udine che appunto ci ospita per la sesta volta in questi incontri divulgativi dedicati proprio a voi, al pubblico e in particolare al territorio di Udine e del Friuli. Il tema di stasera è un tema che interessa molti e che per me è importante condividere con voi questa sera perché quello che mi piacerebbe trasmettervi è come tutte quelle immagini che avete sicuramente visto nei telegiornali, soprattutto a seguito dei terribili crimini di guerra perpetrati dall'ISIS a partire appunto dal 2015, dal 2014 e poi dal 2015 in particolare sul patrimonio culturale, come tutte queste immagini che in qualche maniera possono sembrare lontane in luoghi così distanti da noi, in realtà sono andate a colpire quello che bisogna considerare un patrimonio dell'intera umanità, un'eredità comune, quindi non qualcosa di distante o esotico. Quindi inizio proprio con diciamo, questo estratto da un'intervista a Irina Bokova, allora direttrice dell'UNESCO, rilasciata proprio a Repubblica nel marzo del 2015, quando già si erano sparse voci di distruzioni nel sito archeologico dell'antica capitale assira di Nimru. La leggiamo insieme. Se il fanatismo è una deviazione intellettuale, dobbiamo rispondere con armi dell'intelletto. Quando la cultura è sotto attacco, bisogna proporre ancora più strumenti culturali, spiegando per esempio l'importanza del patrimonio assiro, ricordando che è un'eredità comune. Mi rivolgo a intellettuali, giornalisti, professori, scienziati. Tutti dobbiamo mobilitarci per difendere un patrimonio che è dell'intera umanità. Queste parole in realtà precedevano poi tutta una serie di istruzioni che vedremo tra poco nella mia presentazione e c'è stato veramente a seguito di terribili crimini perpetrati dall'ISIS, questo sedicente Stato islamico, da parte dell'ONU, dell'UNESCO, di fondazioni, istituzioni internazionali. Però appunto torneremo un po' indietro e appunto la presentazione di oggi si concentra principalmente sul patrimonio assiro, proprio perché volevo limitare la mia presentazione a qualcosa che sia più legato possibile al tema della mostra e anche per dare un limite di tipo geografico. Quindi mi concentrerò soprattutto sull'Iraq, il nord dell'Iraq e i grandi siti assiri. Ecco, in realtà l'Iraq, che è da considerare, viene considerata la culla della civiltà, in realtà ha subito negli ultimi decenni terribili distruzioni, è in pericolo praticamente dalla prima guerra del Golfo. I siti sono stati saccheggiati, sono stati usati come scudi culturali, se pensiamo a come Saddam si è utilizzato i siti archeologici, soprattutto del sud dell'alluvio, come veri e propri scudi culturali. E in particolare però volevo ricordarvi appunto un'altra delle immagini insomma più tristi della storia
della storia recente che è legata a queste immagini del saccheggio del museo di Baghdad che è avvenuto tra il 10 e il 12 aprile del 2003. Quindi siamo proprio all'alba dell'invasione dell'Iraq da parte di questa alleanza diciamo, guidata dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, e proprio all'alba dell'entrata dell'esercito americano a Baghdad il museo viene saccheggiato, nonostante che nei giorni precedenti gli impiegati del museo avessero tentato di mettere in sicurezza hanno messo in sicurezza più di 8.000 manufatti, hanno tentato di proteggere quello che non poteva essere spostato utilizzando mezzi di fortuna. Nonostante questo, il museo era rimasto praticamente senza alcun tipo di protezione e nel giro di pochi giorni è stato completamente distrutto sia da parte della popolazione locale ma principalmente da trafficanti di opere d'arte e a parte tutte le distruzioni come è stato lasciato il museo dopo il saccheggio, oltre 15.000 reperti furono trafugati. Ecco, per fortuna poi negli anni alcuni oggetti sono tornati nel museo, sono stati rintracciati e nel 2021 è stato di nuovo riaperto il museo archeologico di Baghdad ed è aperto adesso ai turisti con questo nuovo allestimento veramente bellissimo. Ecco, detto questo, tutto il resto di questi oggetti è veramente sparso in collezioni private, principalmente nell'Occidente, in Europa e negli Stati Uniti. Comunque, già questo evento aveva creato questo spirito di indignazione e questo movimento collettivo anche per tentare di recuperare a livello internazionale gli oggetti trafugati e se in qualche maniera sembrava in qualche modo aveva fatto pensare e sperare che una cosa del genere non sarebbe più successa. Ecco, questo purtroppo non è accaduto perché come sappiamo bene, nel 2014 con l'ascesa dello Stato islamico le distruzioni del patrimonio archeologico in Siria e Iraq hanno raggiunto una scala mai vista precedentemente in nessun luogo e in nessuna epoca, diciamo. Ovviamente l'ISIS, la conquista dei territori nel nord dell'Iraq ha portato anche con sé atrocità, crimini di guerra, genocidi, pensiamo al genocidio yazida e al movimento di centinaia di migliaia di rifugiati interni, cioè iracheni, e di rifugiati siriani che già da anni stavano sfuggendo alla guerra civile in Siria. Con l'ISIS e soprattutto con la conquista del nord dell'Iraq si assiste proprio alla distruzione scellerata del patrimonio culturale, di questo patrimonio che non apparteneva soltanto all'Iraq e alle comunità che vivevano in queste terre, ma che appartiene a tutti noi. Poi come saprete, perché queste immagini sono state trasmesse da tutti i telegiornali durante questi anni, sapete qual erano le motivazioni dell'ISIS. Ecco, secondo l'ISIS tutti questi siti archeologici, i musei, i reperti, i santuari, cimiteri, luoghi di culto, ma non solo islamici, quindi principalmente i primi target sono stati ovviamente
tutti i siti legati al patrimonio cristiano, per esempio, al patrimonio esida, ma in realtà la distruzione non si è fermata neanche di fronte ai siti islamici, quelli sciiti, ma anche quelli sunniti, i monumenti, tutti questi monumenti, le biblioteche, insomma, le conoscenze in qualche maniera offendevano la purezza del monoteismo coranico, di questa matrice fondamentalista salafita che appunto, come ci raccontavano i miliziani stessi nei loro video in cui ci mostravano le distruzioni, perché ovviamente anche tutta quest'opera anche di videomaking e di distribuzione di questi video era legata appunto a tutta l'opera di propaganda di come il patrimonio culturale e la sua distruzione erano diventati veramente uno strumento fortissimo di propaganda per l'ISIS. E loro proprio ci dicono perché stanno distruggendo questi siti nei loro video. Dicono che questi oggetti non c'erano al tempo del profeta e dei suoi compagni, sono stati esumati dai seguaci di Satana, immagino siamo noi archeologi. Il profeta ha battuto con le sue mani gli idoli quando è andato alla Mecca, ci ha ordinato di distruggere gli idoli. Andiamo a distruggere il museo degli inglesi. Quindi da una parte la distruzione di per esempio è molto facile da comprendere per quanto riguarda il patrimonio culturale assiro, pensate all'accanimento contro le statue dei Toglialati, che abbiamo visto tantissime anni. Pensate a questi esseri mitologici appunto che vengono considerati proprio degli idoli. Quando invece ci parlano di andiamo a distruggere il museo degli inglesi si stanno riferendo al museo di Mosul. E qui c'è tutto invece un legame alla volontà proprio politica. Se vi ricordate, l'ISIS aveva come piano, come califfato, di riunire appunto i territori che erano stati divisi all'inizio del Novecento attraverso l'accordo CITES. Per esempio tra Siria e Iraq, loro avevano veramente abolito il confine moderno che c'è tra Siria e Iraq, e il museo di Mosul e tutti i reperti, soprattutto scavati dagli archeologi inglesi, pensiamo all'Eirad di cui ormai conoscete tutta la sua storia, avendoci seguito nei nostri vari eventi. Ecco, la distruzione del museo degli inglesi e del museo di Mosul. E infatti le prime immagini che abbiamo proprio delle distruzioni a Mosul vengono da questi video. Questo è appunto uno dei video rilasciati dal gruppo terroristico, in cui appunto si mostrano queste famose immagini in cui i miliziani dell'ISIS prendono martellate le statue presenti all'interno del museo. Poi molte di queste statue erano per fortuna solo repliche di gesso, ma in realtà il museo è completamente distrutto. Quello che poteva essere trafugato è stato trafugato, quello che non poteva essere trafugato è stato distrutto e abbandonato. Come vedete queste immagini di foto del museo che risalgono a marzo del 2017, dopo appunto la riconquista da parte delle forze governative della città di Mosul. Ecco, Ninive, essendo come il fatto che Mosul è diventata diciamo una base del califfato nel nord dell'Iraq, Ninive sicuramente si dovrà subito le peggiori distruzioni. Ecco qua avete sulla destra la cartina di Ninive, come sapete l'antica città di Sennacri, l'ultima capitale dell'impero, è oggigiorno completamente inglobata dalla moderna Mosul. Come potete vedere, già parte della città è stata obliterata da interi quartieri abitativi moderni, come potete vedere in questa zona.
Però nel corso degli anni tutta un'opera di riqualificazione, restauro, ricostruzione di alcune delle parti urbiche, alcune delle mura, che infatti se vedete sono ancora ben distinguibili, soprattutto in alcune parti della città, erano state appunto restaurate dai nostri colleghi iracheni, soprattutto tra gli anni 70 e 80. Ecco, qui vedete per esempio la ricostruzione della porta di Hadad, e qui ci vedete forse dove è il mio mouse, qui c'è uno dei Massimo, sapete che questi tori androcefali alati venivano posizionati proprio in corrispondenza delle porte, delle aperture, perché erano simboli apotropaci che proteggevano proprio i luoghi di passaggio. Quindi le porte urbiche della città avevano due masso ai lati, e qui appunto le scene di distruzione di questi tori alati. Ma le distruzioni non si sono fermate, nel corso dei mesi sono proprio arrivati a distruggere le porte urbiche e le stesse mura urbiche, anche attraverso bulldozer, proprio per annientare, distruggere, cancellare quello che in qualche maniera, pensate, le mura urbiche cosa possono rappresentare, non sono idoli, non sono, ma lo rappresentano molto bene l'eredità assira della città di Ninive, della città di Mosul. Ecco, però queste sono le immagini che veramente fanno venire un nuovo vigore a tutti gli archeologi quando le abbiamo viste la prima volta e quando ancora oggi le rivediamo. Queste sono immagini appunto dell'aprile del 2015, quando lo Stato islamico fa saltare in aria completamente il palazzo nord-ovest di Nimrud, un'altra capitale assira, e veramente qui si tratta di una distruzione totale, sempre di un palazzo, queste sono le macerie, questi sono i resti di quello del palazzo dopo la distruzione. Insomma, queste immagini sono terribilmente forti ed effetto. Questa è un'immagine appunto del palazzo nord-ovest di Nimrud, con tutta questa modernizzazione fatta grazie ai nostri archeologi, ai nostri colleghi iracheni. Ecco, qui è per esempio dove sono state rinvenute le tombe reali delle regine assire che hanno assistito alla mia conferenza di qualche settimana fa. Ecco, le tombe delle regine, tutti i loro gioielli e tutto il loro quello che colleghi vengono proprio da qua. E questo il palazzo nord-ovest ancora conservava centinaia di rilievi insomma nei video si vede benissimo che in parte i rilievi vengono proprio distrutti a martellate. Altre volte ci sono delle lacune, si pensa che in realtà alcuni frammenti di rilievo, alcune sono repliche, alcune hanno le secazze originali, probabilmente alcuni pezzi in realtà non ce lo fanno vedere, ma sono stati ascoltati prima dell'esplosione e poi sono stati riveduti, perché come vedremo anche, parleremo successivamente, sappiamo con certezza che il traffico illegale di beni archeologici è stato una delle fonti di finanziamento del gruppo terroristico. Ecco qua invece il video ci mostra come avevano riempito questi barili, poi messi lungo tutto il perimetro del palazzo, pieni di esplosivo, ed questa è stata la tecnica utilizzata per distruggere veramente tutto quello che era possibile distruggere. Dovete sapere che gli archeologi hanno seguito
quello che stava succedendo in Siria e in Iraq grazie all'utilizzo delle immagini satellitari. L'utilizzo delle immagini satellitari veramente a partire dal 2015 è diventato fondamentale per tutti quei progetti di monitoraggio che hanno seguito nel corso degli anni tutte le attività di istruzione compiute dall'ISIS, perché ovviamente nessuno poteva recarsi in queste zone, arrivavano dei report da parte di locali, arrivavano i video di propaganda, ma poi per verificare sia l'estensione dei dati, sia verificare l'effettiva distruzione di alcuni siti, solo attraverso le immagini satellitari siamo riusciti a ottenere questi risultati e seguire proprio passo passo le varie fasi di distruzione del patrimonio. Questo per esempio l'immagine satellitare di Nimrod, questo è di marzo 2015 e già in realtà il sito era già finito nelle mani dell'ISIS, ma ancora non era stata effettuata nessuna distruzione di grande impatto, quantomeno. Questo è il palazzo nord-ovest, questi tetti rossi sono parte delle coperture della zona delle tombe, e qua abbiamo tutta la zona invece con i rilievi dove abbiamo visto e poi hanno posizionato i vari di esplosivo. Qua vediamo nella punta nord della Ziggurat e subito invece in quest'altra immagine di un anno e mezzo dopo, possiamo vedere praticamente come tutta la zona del palazzo nord-ovest c'è più, tutte le ricostruzioni, la Ziggurat è stata appunto zerata, ci sono le tracce proprio dei bulldozer che l'hanno annientata. E così anche il piccolo tempio della Dea Ishtar accanto, e anche si può notare che questo altro importante edificio del tempio di Nago, la sua porta è stata anche questa danneggiata nel corso di questo anno e mezzo. E se andiamo a vedere Khorsabad, che è l'altra capitale che abbiamo visto presentata nella mostra, la capitale del sovrano Stilo Sargon II, ecco, Khorsabad si trova in una zona un po' particolare perché si trova vicino a questo piccolo villaggio, per cui prende il nome, questo piccolo villaggio moderno di Khorsabad. In antichità la capitale si chiamava Shalokin, la fortezza di Sargon. Ecco, già in questa foto dell'inizio del 2015 si possono vedere che la zona era già stata militarizzata, perché ci troviamo proprio in una zona di confine tra l'esercito peshmerga e diciamo il confine quindi tra Kurdistan e Iraq. E per veramente mesi e mesi l'area è stata contesa tra l'ISIS e diciamo i peshmerga kurdi. Solo a un certo punto nel novembre del 2016 viene liberata e questo però comporta una serie di distruzioni involontarie da parte dell'esercito curdo che appunto una volta conquistato il villaggio, liberato dai terroristi dell'ISIS, utilizzano proprio quest'area per trincearsi e quindi hanno questa grossa trincea che vedete qua dove ho il mouse e fanno anche tutta una serie di operazioni di militarizzazione qui nell'area appunto dell'Acropoli, questa è la zona del palazzo reale di Sargon. Ecco, in queste operazioni vengono alla luce tutta una serie di frammenti, di oggetti che però vengono recuperati dalla direzione dell'antichità del Kurdistan e vengono messi in salvo in museo a Dover. A parte le distruzioni deliberate dell'ISIS,
siti archeologici della regione. Infatti, questo vi faccio vedere un esempio, solo per darvi un'idea dell'estensione dei danni causati da questo tipo di attività. Lo Stato islamico in qualche maniera fonda una specie di direzione dell'antichità parallela, in realtà si chiama direzione delle risorse, in cui inizia a fornire licenze di scavo illegali e questo porta alla trasformazione di molti siti in droghere. Come potete vedere, questo è il sito archeologico di Mali, che è un'importantissima città sull'Eufrate, dell'età del bronzo sull'Eufrate, e nel maggio del 2011. Guardate questa immagine nell'aprile del 2018, ecco tutti questi piccoli buchi, non so se riuscite a vedere, ecco, praticamente si è trasformato in una droghiera. Ecco, e questo non è successo solo a Mali, è successo a tantissimi siti, soprattutto in Siria, e questo è l'effetto di questi scavi illegali, che praticamente sono dei pozzetti che vengono appunto scavati sistematicamente e fanno tantissimi danni, perché ovviamente gli oggetti recuperati scompaiono, finiscono appunto nel mercato illegale di opere d'arte, ma dall'altra parte dovete sapere che per noi, per gli archeologi, per gli scienziati che lavorano allo scavo di un sito, è fondamentale riuscire a comprendere i contesti da cui vengono gli oggetti, non soltanto gli oggetti. E se un sito è trasformato in una droghiera, è difficilissimo poter lavorarci e si perdono veramente, si distruggono tantissime informazioni cruciali proprio per la comprensione di intere aree di un sito archeologico, ma anche in questo caso una città. Ecco, in realtà nel nord dell'Iraq non ci sono tanti casi come questo, però pensate alla stessa Ninive e le sue acropoli, in particolare una delle acropoli, è stata anche questa completamente trivellata da tunnel che sono poi stati esplorati recentemente, dal tunnel fatti dall'ISIS, a parte per difendersi, nascondersi, ma dall'altro proprio per trovare appunto materiali archeologici. Ecco, e così con questo diciamo vi volevo mostrare diciamo, gli effetti delle distruzioni alle principali capitali assire da parte dell'ISIS negli ultimi anni. Se parliamo di distruzione di una scala incredibile, che ovviamente hanno avuto un impatto veramente forte nella nostra comprensione di questi siti. Quello di cui vi vorrei parlare adesso brevemente è di tutte le altre distruzioni, rischi e pericoli a cui incontra il patrimonio archeologico in queste regioni, perché infatti sebbene l'ISIS sia stato un paese sconfitto, non è rappresenta più una minaccia in quest'area. Ecco, il patrimonio archeologico da Siria è ancora in pericolo. Ed è in pericolo per quale motivo? Ecco, uno dei motivi principali è rappresentato da questo video, questo time-lapse della trasformazione della regione, qui siamo nella regione di Luca, della Riga di Mosul, tra l'84 e i giorni nostri. Ecco, veramente se voi vedete un piccolo villaggio qua in questa valle, dove diventa una metropoli che è oggi, e così tutta la regione cresce a dismisura attraverso uno sviluppo controllato dovuto anche al benessere economico che soprattutto a partire dal 2006 la regione del Kurdistan ha potuto beneficiare.
Ecco, qui un'altra immagine, questa è un'immagine satellitare storica da questi programmi, queste missioni spia organizzate dagli Stati Uniti per monitorare durante la guerra fredda al Medio Oriente. Questo programma in particolare si chiamava programma Corona, una foto del 1967, e vedete che si parla ancora di un paesaggio naturale con veramente un piccolissimo villaggio lungo questo fiume che si chiama appunto Lubardo. E qui invece vediamo la metropoli di Douk come si presenta oggi. Ecco, immaginatevi che questo è soltanto Douk, come Douk avrei potuto mostrarvi Erbil, Soleimani, Mosul. Ecco, questo sviluppo non sostenibile e controllato ha veramente aumentato interi paesaggi archeologici e decine se non centinaia di siti. Infatti adesso questa regione soffre di ovviamente un sacco di altri danni, soprattutto legati appunto alla necessità di svilupparsi economicamente. Per esempio in questo caso questo sito archeologico che viene sbancato per fare alcune attività agricole e aumentare la produttività agricola di questa piccola porzione di terra. Oppure tutti i danni legati al fiorire di nuovi impianti petroliferi in tutta la regione. Il Kurdistan è ricchissimo di petrolio e veramente questi impianti continuano a espandersi insieme all'impianto di estrazione. Ci sono tutti gli oleodotti, i gasdotti, i metanodotti che distruggono per chilometri e chilometri intere fasce di questo territorio. Anche l'impatto stesso dei rifugiati, per esempio, e la creazione dei grandi campi profughi ha portato alla devastazione di intere aree, soprattutto per esempio le aree pedemontane, che non sono utilizzate magari intensivamente per l'agricoltura, e che quindi sembravano il luogo perfetto per posizionare questi campi profughi, ma in realtà hanno portato anche lì all'annientamento di interi paesaggi archeologici. Inoltre la regione soffre anche di vandalismo. In questo caso vi faccio vedere delle immagini di monumenti assiri utilizzati come bersaglio, qui hanno sparato con armi da fuoco, o in questo caso qui siamo nei rilievi rupestri di Mantai, che forse avete già visto nelle altre presentazioni, distrutti, appunto creando questo, diciamo, questa distruzione all'interno del rilievo, perché c'è la convinzione nella regione che questi rilievi corrispondano a luoghi dove si tenevano nascosti tesori da parte degli assiri, quindi molti cercano l'oro o qualche tesoro all'interno della montagna dentro questi rilievi, e quindi creano appunto queste distruzioni come potete vedere qua, e anche in questa zona qua, questo altro rilievo, qui c'è una descrizione uniforme, la parte perduta, cioè perché non c'è una foto più antiche. E così anche, per esempio, i graffiti, quindi un vandalismo anche di ragazzi che scrivono i loro nomi e poi, ecco, in questo è il sito ormai conoscete benissimo, il sito archeologico di Kinnis, questo è un punto arruolato, e qui c'è un eroe valuto. Ecco, anche qua questo è un sito che comunque in realtà è parte protetto, è un servizio di guardiania. Ecco, questo come appariva nel 2013, prima che lo restaurassimo.
E così invece per esempio a Maltai, sempre in questi rilievi rupestri che si trovano in un'area un po' isolata e quindi fino adesso sono stati difficili da proteggere, per esempio con diciamo, delle tinte a olio è stata disegnata una mega bandiera del Kurdistan, che questa è stata restaurata. E questo continua fino a un mese fa. Queste sono immagini nuove di qualche settimana fa, inizio marzo, sempre il sito di Maltai, che appunto è stato di nuovo oggetto di questi atti di vandalismo, sempre probabilmente di semplici ragazzi. Ecco, forse l'esempio più interessante da mostrarvi, anche più evidente, è il caso del sito archeologico di Faida. Ecco, il sito archeologico di Faida, questa è un'immagine satellitare del 2004, qui vedete c'è la montagna che si chiama Cirataka, questa linea azzurra è il canale, e come vedete nel 2004, quindi siamo subito dopo l'invasione anglo-americana, e quindi questo è il punto in cui il Kurdistan inizia a diventare più autonomo e riesce in qualche maniera a dare un nuovo sprint al suo sviluppo economico. Ecco, qui nel 2004 il piccolo villaggio di Faida è ancora molto piccolo e tutta quest'area è libera da qualsiasi edificio o attività. Ecco, subito nel 2018, quindi nel giro di 13 anni, lo scenario è cambiato completamente. Il piccolo villaggio di Faida è diventato molto più grande, ma soprattutto questa zona qua per il collinare è stata diciamo, utilizzata tutta una serie di fabbriche, che sono le fabbriche che poi assediano ancora oggi il sito archeologico di Faida. Assediano perché veramente, oltre ad essere estremamente vicine, come potete vedere dalle foto, ma anche tendono ad avanzare, o quantomeno tendevano ad avanzare fino al nostro intervento. Vedete, in questo caso la fabbrica qua aveva anche deciso di riscavare l'antico canale a Silo semplicemente per utilizzarlo come canale per l'acqua e evitare che l'acqua dalla collina arrivasse direttamente in questo piazzale dove fanno asciugare i blocchi di cemento che producono, e così anche di sfondare il canale, creare questa canaletta secondaria proprio per far defluire quest'acqua raccolta dall'antico canale. O così, come si vede in quest'altra immagine, con la costruzione da parte della cooperazione internazionale tedesca, cioè il nostro corrispettivo dell'AIX, che appunto ha costruito questo grande acquedotto per portare l'acqua a Faida, dal villaggio di Faida, senza sapere che c'era un canale a Sile, quindi distruggendo questa porzione del canale e evitando per un soffio uno degli rilievo 4. Ma tante altre cose, cioè veramente il sito di Faida è veramente uno dei siti più a rischio di tutta la regione, nonostante la sua importanza. E pensate che appunto nel 2019, poco prima che poi iniziassimo a lavorare sul sito, è stato condotto uno scavo clandestino che in parte ha danneggiato uno dei rilievi. Oppure questa qua immagine che avete già visto, perché penso che l'abbia già mostrato anche il professor Malati, ecco un'immagine in cui uno dei rilievi di Faida, del rilievo 9, è stato distrutto per metà, perché si trova qua sotto questo punto qua, perché semplicemente il proprietario di una fattoria lì vicino aveva deciso di aumentare diciamo, l'area di parcheggio della fattoria e dell'allevamento accanto, ed ha aleggiato di fronte della montagna con quello che ha distrutto il rilievo 9. E quindi la domanda è: cosa facciamo di fronte a tutto questo che vi ho mostrato? Ecco,
ecco, quello ovviamente ci si può indignare, possiamo ovviamente lamentarci o possiamo arrenderci, ecco, no, quello che possiamo fare è intervenire per prima di tutto documentare, comprendere e trovare un modo per proteggere e valorizzare questo ricchissimo patrimonio culturale. E ci sono tantissimi progetti che ormai che molti che sono iniziati proprio a partire dal 2015-2014 a seguito di quello che stava succedendo con le distruzioni dell'ISIS, ma che continuano a lavorare nella regione e questi sono un po' dei pochi, ma sono veramente una minima parte rispetto ai tantissimi progetti che sono oggi impegnati nella protezione, nella ricostruzione, nel restauro, nella documentazione e veramente questo è una grande speranza per il futuro e per evitare che quello che abbiamo visto con l'ISIS si possa ripetere. E quindi vi volevo mostrare un po' quello che fa a questo punto l'Università di Udine, in questo senso. Ecco, questa è una mappa che avete già visto, no? Che aveva mostrato anche il professor Morati quando abbiamo parlato degli acquedotti, dell'utilizzo delle canalizzazioni, tutto lo studio che è stato fatto è stato condotto dal nostro progetto nell'entroterra di Corsa Valennile. Ecco, tutti questi puntini rossi sono i 1250 siti, più di 1250 siti che abbiamo individuato in questa regione a partire dal nostro lavoro nel 2012. Ecco, voi dovete pensare che la stessa mappa nel 2012 aveva forse tipo una sessantina di puntini distribuiti in questi 3.000 km quadrati. Tutto il resto non era mappato, non era documentato. Quello che vi abbiamo raccontato fino adesso è che grazie a questi 1250 siti adesso e tutto questo lavoro di ricognizione e mappatura siamo in grado adesso di capire molto meglio dal punto di vista scientifico la trasformazione del paesaggio, l'utilizzo del territorio, i sistemi di insediamento. Tutto questo ha portato a un avanzamento della nostra conoscenza di questa regione, ma in realtà c'è un altro valore dietro questa mappa. Questa mappa è diventata uno strumento di protezione. Questa mappa è stata consegnata, tutti in realtà non una mappa insieme, ma le coordinate, le dimensioni di tutti questi siti sono stati consegnati in mano della direzione dell'antichità, che adesso ha uno strumento per proteggerli, perché sa dove sono, sa cosa sono e quindi può lavorare per la loro protezione. Questa è una delle più grandi soddisfazioni che abbiamo, perché adesso vediamo con i nostri colleghi tutte le volte che c'è da costruire un nuovo oleodotto, che è successo tipo, una cosa che è successa tipo 2 settimane fa. La prima cosa sono andati a verificare se il tracciato dell'oleodotto sarebbe andato a distruggere alcuni siti e hanno deciso di intervenire per spostare per esempio leggermente più a nord il percorso del tracciato dell'oleodotto, oppure sono state create delle buffer zones, quindi delle zone diciamo cuscinetto in cui adesso proprio a livello legale è proibito costruire, o è proibito andare a prendere, a cavare la terra per esempio. Ecco, quindi questo è uno dei risultati intanto più tangibili. Noi siamo solo un piccolo tasellino, perché pensate come questa linea bianca, il tratteggiato bianco rappresenta l'area appunto di concessione all'Università di Udine, ma virtualmente tutto il territorio del Kurdistan iracheno è coperto da diversi progetti come il nostro, che virtualmente coprono tutta la superficie dell'Iraq e quindi adesso i risultati di questi progetti hanno veramente permesso, sono stati consegnati alle direzioni dell'antichità,
permetteranno veramente una protezione molto più capillare del territorio. L'altra operazione su cui siamo attivi ormai da quasi 10 anni è legata invece alla creazione di un parco archeologico, che è un parco archeologico diffuso, che raccolga insieme tutti i siti legati al sistema di irrigazione a silo, il sistema di irrigazione di semafori. Questo progetto nella sua prima fase era composto da molteplici attività, dalla ricerca archeologica alla formazione dei nostri colleghi iracheni, dalla documentazione dei siti che precedentemente non erano documentati, alla loro conservazione, al loro restauro, dal coinvolgimento della comunità, della popolazione locale, a trovare nuovi modi per valorizzare il patrimonio culturale delle regioni di Dohuk, che veramente è unico nel suo genere, come potete aver appreso anche dalla mostra. E questo ha prodotto praticamente questo libro, pubblicato da Forum, edito da Roberto Razzi, l'architetto che ha seguito questa prima fase del progetto di creazione del parco archeologico, e se siete curiosi potete anche googolare se andate Archaeological Park e potete andare a visitare questo sito, dove sono raccolte appunto tutte le informazioni legate alla creazione del parco. In realtà la creazione del parco è anche legata alla speranza di poter proporre al completamento del progetto questo gruppo di siti nella UNESCO World Heritage List. E questa sarebbe una cosa molto importante per dare valore ai siti e per aumentare anche le possibilità di protezione di questo patrimonio. Perché un parco archeologico? Ecco, questa è una bella domanda. Un parco archeologico perché il parco archeologico ha molteplici funzionalità, ma la prima funzione è sicuramente quella della protezione. Infatti la creazione del parco permette di stabilire una protezione, un'attenzione verso questi siti che altrimenti mancherebbe. Inoltre il parco archeologico permetterebbe la fruizione di questi siti alle comunità locali, ma anche al turismo nazionale e internazionale. E proprio legato a questo ultimo punto, questo porterebbe per esempio a un beneficio di tipo economico, di sviluppo economico, di un turismo culturale nella regione. Questo complesso archeologico è un complesso misto dove ci sono molti siti di quelli che abbiamo già visto, quelli in particolare più importanti siti appunto assiri, di Kilis, Ceruan, Mantai, ma anche tutto diciamo, i paesaggi archeologici intorno a questi siti, che sono paesaggi archeologici occupati in maniera diacronica dalla preistoria fino all'epoca islamica. E qui vi faccio vedere un po' di foto legate appunto, un po' di immagini legate a questa prima fase di progettazione, legate soprattutto prima di tutto a prendere insomma, informazioni sui siti, su documentarli con anche metodologie innovative, laser scanner, droni, per avere poi modelli 3D, come in questo caso l'intero complesso rupestre di Kinis, e così come tutte le prime attività di analisi e valutazione sia per quanto riguarda gli studi legati alla geologia, all'idrogeologia, ma anche i progetti di conservazione, perché tutti questi siti vanno restaurati, restando di tipo conservativo, ma vanno restaurati, vanno conservati. E qui ci sono tutta una serie invece di rendering di come si spera verrà il parco archeologico. In particolare si spera che la trasformazione di questi siti in parco
leggibilità del sito. Per esempio qua siamo a Chinis, questo è un rendering di come vorremmo che apparisse il parco completamente. Per esempio una delle attività sarà quella di riscavare l'antico canale di Senacri, perché adesso visitando il sito archeologico di Chinis non si capisce a cosa siano legati tutti questi rilievi rupestri che sono invece legati appunto a celebrare la costruzione di questo canale voluto da Senacri a cavallo tra VIII e VII secolo a.C. e il riposizionamento di questo monolite, che se vi ricordate è quell'enorme masso rotto in due e adesso sul fiume che era stato appunto vandalizzato con una bomboletta verde, ecco, riposizionato nella sua posizione originaria, che è proprio qua all'imboccatura del canale che prendeva l'acqua da questo fiume, che è il fiume Gome, e poi seguendo da centinaia di chilometri il canale costruito da Senacri arrivava nella capitale Ninive. Ecco, qui di nuovo vedete appunto il monolite con il toro androcefalo che doveva proteggere proprio un punto di passaggio, l'apertura della testa del canale, e qui tutto diciamo, questo sistema di stele dedicatorie con il sovrano, il grande rilievo di Sennacherib e tutta una serie di altri appunto monumenti rupestri legati a questa operazione. Così anche per Maltai, che diciamo si trova appunto da un'altra zona, ci troviamo sopra Nuuk, in questa grande catena di montagne che si chiama Jebel Zawa, che si trova proprio a sud della città, dove c'è questo sito che è molto isolato, quello che vi dicevo che è difficilissimo da proteggere perché è molto, molto isolato, si trova a mezza costa ed è un punto molto panoramico perché da questa zona si può vedere tutta Nuuk. Ecco, anche qua è necessaria la creazione di una recinzione che delimiti il sito e anche di tutto un percorso che permetta un facile accesso, infatti è una zona molto difficile da raggiungere. Così anche di tutto un sistema, per esempio, di illuminazione che permetterebbe, per esempio, di far diventare il sito proprio un punto di riferimento nella città. Infatti, sebbene dalla città sia visibile a mezza costa questo sito, molte persone di Nuuk non sanno della sua esistenza, non hanno mai visitato il sito che si trova proprio a poche centinaia di metri da loro. Così per esempio anche lo stesso acquedotto di Geruano, che anche questo è un unico, appunto il primo acquedotto in pietra dell'umanità, e è un unicum per la sua iscrizione cuneiforme che corre lungo appunto i suoi lati. Ecco, anche adesso l'acquedotto di Geruano non è ben leggibile, per cui nell'idea della progettazione del parco è prevista il posizionamento di blocchi di pietra a ricreare quelli che sono i piloni, gli antichi piloni del canale, che andavano a sorreggere gli archi che permettevano appunto il passaggio dell'acqua da questo fiume stagionale, lo Wadi, e l'acqua invece proveniente dal canale che scorreva sopra le arcate. E così, per esempio, come vedete come c'erano queste arcate, e l'acqua passava sopra l'acquedotto e dalle arcate usciva invece l'acqua delle Wadi che doveva semplicemente defluire in inverno. E così come anche prendendo delle aree, tutta la progettazione legata alla fruizione da parte delle persone, magari possono trovare delle aree di ristoro e di osservazione della struttura completamente monumentale da un punto di vista privilegiato come vicino a questa collina. E qui un'altra visione.
Ecco, diciamo che come progetto pilota di tutta questa operazione che speriamo di portare avanti nei prossimi anni, c'è stato nell'ottobre del 2022 l'inaugurazione della prima fase del parco archeologico di Faida. Ecco, questa è stata una cosa voluta fortemente dall'unicità del progetto per far mostrare veramente il potenziale di un parco archeologico nel Kurdistan iracheno. Infatti non ci sono altri parchi archeologici nella regione. Ecco, questo è stato possibile grazie a tutta un'operazione di sostegno da parte di istituzioni anche internazionali come l'Arif Foundation, che ha finanziato tutta l'opera di restauro. Questo guardate, realizziamo un numero 8 dopo le operazioni di pulitura e restauro, così come tutte queste coperture temporanee che vanno a proteggere dagli eventi atmosferici i rilievi. Infatti dovete sapere che questo è il primo anno che questi rilievi sono rimasti aperti. Noi dal 2019 tutti i rilievi alla fine di ogni stagione di scavo li ricoprivamo, li seppellivamo per proteggerli, perché era l'unica maniera per proteggerli. Invece adesso, grazie a appunto l'impegno di diverse fondazioni internazionali che ci hanno supportato e finanziato, siamo stati in grado prima di tutto di proteggere il sito con una recinzione, di proteggere i singoli rilievi attraverso la costruzione di queste coperture temporanee e anche di rendere questa prima fase del parco accessibile attraverso l'installazione di pannelli informativi trilingue, inglese, curdo e arabo, anche accessibile attraverso QR code. Attraverso quel code si può accedere alla visita virtuale di Faida, che forse avrete avuto l'occasione di visitare. Se non l'avete fatto ve lo consiglio, basta che andate sul nostro sito www.terradivide.com e poi avete l'accesso gratuito alla visita virtuale. Ecco, la visita virtuale ha anche dei file audio che possono funzionare in qualche lingua, perché sono anche in italiano, che possono funzionare proprio anche da audio guida nel sito. E parallelamente dal 2021 è partito anche un progetto di archeologia pubblica e di coinvolgimento delle comunità locali in questa, specialmente del villaggio di Faida, perché come sapete e come vi immaginate, la cosa più importante per proteggere questi siti è coinvolgere le persone che vivono in queste aree, le persone che vivono a Faida e che precedentemente, prima di tutte queste attività di coinvolgimento, di informazione, di divulgazione, non sapevano neanche dell'esistenza del sito. Ecco, invece prendere coscienza di della ricchezza, dell'unicità di questi siti veramente significa molto per la sostenibilità anche di un parco archeologico, che ovviamente deve essere supportato dalla comunità a cui viene consegnato. E infatti bisogna dire che soprattutto i bambini, i ragazzi, ma non solo, sono estremamente incuriositi dai siti archeologici, anche se non sono abituati a visitarli. E infatti qui abbiamo avuto dall'inaugurazione del parco archeologico nei 10 giorni successivi, in cui mi sono fermata per appunto promuovere queste attività, e abbiamo ricevuto in 10 giorni oltre 1000 visite, soprattutto di studenti da università, licei, e da quando è aperto a oggi sono oltre 4.000 i visitatori, iracheni ma non solo, che hanno visitato il sito di Faida. Questo è un grande successo e anche le autorità locali hanno riconosciuto e guardano con interesse a questo progetto.
e siamo veramente fieri e speriamo di riuscire a continuare appunto a estendere queste attività ad altri siti come appunto come già mostrato Kinis, Geruan e Maltai. Ecco, quindi grazie veramente a tutti quelli che ci supportano e grazie anche a voi per averci ascoltato stasera.